Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione. Zaia già questa mattina però ha rilasciato dichiarazioni importanti su quello che sta accadendo in Veneto. Praticamente rischiamo in modo davvero forte di andare in zona gialla a Natale. È stato ospite il governatore di una trasmissione nazionale e ha detto se rimane questo trend in Veneto passeremo le feste in zona gialla. Il vaccino sta facendo il suo mestiere, visto che le ospedalizzazioni in rapporto ai contagiati sono un quarto rispetto alle altre ondate, ma i parametri dicono che siamo vicini al cambio di colore. Ne aveva parlato anche ieri l'assessore Lanzarin, fra poco risentiremo le sue dichiarazioni, quindi questo è il trend che stiamo seguendo. Sicuramente Zaia sarà più chiaro oggi su queste prospettive. Ci sarà da discutere anche dei vaccini per i bambini fra i 5 e gli 11 anni, ci sarà da capire come sono iniziati i controlli sul Super Green Pass, i problemi legati ai tamponi, perché ci arrivano moltissime segnalazioni e anche video che poi magari vediamo insieme di colonne ai centri tamponi, di situazioni piuttosto complesse nei centri tamponi del Veneto, dove capita anche che persone positive o che devono avere la conferma della positività siano a pochi metri da persone che invece sono lì per tracciamento o per sciogliere un dubbio su una situazione di salute. Quindi è tutto complesso in questo particolare momento storico. Si spera che sia l'ultima spallata, l'ultimo momento di difficoltà prima di uscire definitivamente dalla crisi. Ma visto che stiamo parlando di Super Green Pass e di controlli, vediamo i bilanci che arrivano, che cominciano ad arrivare dalle varie città del Veneto. Il primo che ci arriva è quello di Padova, dove sono stati fatti migliaia di controlli e sono già state appioppate almeno 13 sanzioni. Grazie. 2.310 persone controllate, 492 esercizi commerciali. Ha retto alla prova del 9 il piano messo a punto dalla prefettura, scattato puntuale nel primo giorno di applicazione delle nuove regole sul Green Pass. Nel complesso sono state solo 13 le sanzioni, 9 a persone, 4 esercizi commerciali tra città e provincia. 400 gli agenti delle forze dell'ordine impegnati, ai quali si sono affiancati 50 tra controllori e steward messi in campo da Bus Italia. Soddisfatto il commento del prefetto Raffaele Grassi. I dispositivi di intervento hanno funzionato bene, ampia la collaborazione da parte dei cittadini, dei titolari delle attività economiche e degli studenti. Ringrazio tutta la comunità di Padova per la prova di grande collaborazione. Su questo tema si è espresso anche il capo della polizia Lamberto Giannini, ce lo dice l'ANSA in una nota appena arrivata in redazione. Giannini dice questo: è un momento delicato che va affrontato con senso di responsabilità. Il nostro dovere è gravoso, qualcosa può andare storto. L'impegno sui controlli è fortissimo, ma è evidente che ci saranno autobus dove non ci siamo, ma ci saremo magari dopo 10 minuti. Lo dice il capo della polizia, appunto Lamberto Giannini, alla presentazione del calendario nazionale, del calendario dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Le forze dell'ordine confermano che dopo l'inizio di ieri, magari un po' a rilento, da oggi i controlli sono moltissimi, sono davvero tanti, ce lo confermano anche alcuni esercenti che abbiamo sentito, ci dicono che i passaggi da parte delle forze dell'ordine sono molteplici durante tutta la giornata. Come avete visto a Padova sono anche scattate le prime sanzioni. Le situazioni più difficili potrebbero essere quelle legate al trasporto, perché sappiamo anche che molte persone stanno scegliendo di non entrare nei bar, di non consumare, nonostante sia possibile consumare al banco con il semplice Green Pass, non Super Green Pass. Però le scelte sono queste, tanti fanno scelte che possono avere poi ricadute immediate o a lungo termine sull'economia
della città in cui vivono, dei paesi della regione e naturalmente anche a livello nazionale. A proposito di notizie in via di evoluzione, ci segnalano che i disagi legati all'attacco hacker mosso ai danni dell'ULSS 6 sono numerosissimi. Ai sindaci della provincia di Padova, l'ULSS, l'azienda sanitaria Euganea, ha comunicato l'impossibilità di riconoscere in questo momento i cittadini positivi al virus. I tempi per la soluzione del problema potrebbero essere molto lunghi e si potrebbe arrivare addirittura a un mese di disagi, problemi, ricadute pesantissime per la sanità padovana, ma naturalmente visto che la sanità del Veneto è legata in modo molto stretto anche per tutto l'assetto regionale. E a proposito di notizie di cronaca, ce n'è una drammatica che ci arriva sempre da Padova, vediamo il servizio. Positivo al Covid, ha rifiutato le cure. L'uomo di 47 anni trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Salboro di Padova è Marco Grasso, dipendente del settore mobilità del comune. È stato ritrovato dopo una segnalazione di alcuni vicini di casa che non lo sentivano da qualche giorno. Lo scorso 3 dicembre aveva rifiutato l'intervento del 118 arrivato a casa sua dopo la chiamata di un'amica preoccupata per le sue condizioni di salute. Da qualche giorno Grasso non andava al lavoro, si era messo in ferie ma non in malattia e ora tutto il settore mobilità presso cui lavorava è stato sottoposto al regime di quarantena e tracciamento. Secondo l'assessore alle risorse umane del comune di Padova, Francesca Benciolini, l'uomo era vaccinato, ad agosto aveva fatto la seconda dose. Non è chiaro come mai non abbia avvisato della sua malattia e abbia anche rifiutato le cure mediche del 118 e il ricovero. In un primo momento si era addirittura creduto che l'uomo fosse un Novax, cosa poi smentita dalle fonti ufficiali di Palazzo Moroni. Il mio pensiero va alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Marco Grasso, dipendente del nostro comune da un anno, che ci ha lasciati improvvisamente. Come città lo ringraziamo per il suo servizio, per il tempo e le energie e le competenze che ci ha dedicato, ha scritto l'assessore Benciolini in un post su Facebook. Al momento la procura non ha disposto l'autopsia, ma si potrebbe comunque procedere ad esami diagnostici se richiesti dall'USL o dall'azienda ospedaliera. Come vi dicevamo poco fa, abbiamo fatto il punto della situazione Covid nelle scorse ore con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, la quale ci ha confermato che la zona gialla è vicinissima. Poi l'ha detto anche Zaia questa mattina, probabilmente sarà il fulcro di quello che ci aspetta in conferenza stampa, lo ricordiamo, alle 12:30 qui su Rete Veneta e anche sui nostri social, in collegamento con la sede della Protezione Civile a Marghera. Allora, con l'assessore Lanzarin abbiamo parlato dell'aumento dei ricoveri in ospedale, perché i dati di ieri poi li rivediamo appena prima di parlare con il governatore. Non erano un granché, soprattutto per quanto concerne i ricoveri in area non critica, che sono addirittura 700. Ci siamo un po' più stabilizzati sulle terapie intensive, insomma abbiamo comunque aumentato di pochissimo rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoveri in area non critica stanno aumentando notevolmente. L'ultimo bollettino regionale fissa 700 i posti letto occupati in area non critica, 200 persone in più in poco meno di una settimana nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina Covid. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il famoso parametro del 15%, che è il limite per il passaggio all'area gialla, io credo insomma potrebbe arrivare molto presto, perché stiamo aumentando nell'area non critica in maniera molto veloce purtroppo. Insomma, il giallo è sempre più una certezza nelle ore in cui anche il Veneto si misura con le nuove disposizioni su Green Pass semplice e rafforzato, esordio che coincide con un assalto alle farmacie e ai Covid Point. Da un lato l'esigenza di ottenere le certificazioni, dall'altro l'aumento di casi sintomatici, tanti cluster nelle scuole e anche nelle aziende. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni. Nelle prossime ore si arriverà al traguardo delle 8 milioni di dosi somministrate, una macchina sanitaria in moto, quella veneta, che sconta comunque la carenza di personale, aggravata dal fatto che tanti specializzandi hanno iniziato la frequenza dei corsi. Siamo effettivamente in difficoltà. Questo ha riportato una rimodulazione. Non abbiamo detto che non facciamo i tamponi a pagamento ai Novax, come è stato scritto, ma solo abbiamo detto che diamo priorità
al piano di sanità pubblica, quindi ai positivi, a quelli con impegnativa, alla verifica epidemiologica, quindi i contatti stretti della persona positiva, alle scuole. Da scongiurare ora resta la chiusura generalizzata dei reparti alle visite dei familiari già comunicata dall'ULSS Berica, problema che riguarda anche le case di riposo. Si avvicina il Natale, quindi anche un momento particolare di ricongiunzione, un momento insomma in cui gli affetti, le relazioni diventano importanti, quindi effettivamente stiamo cercando di capire come agire nel voler mantenere però anche insomma un aspetto relazionale e sociale rispetto a questi anziani, insomma, proprio perché non si sentino abbandonati, ma ci sia anche questa continua relazione con i propri familiari. L'impressione è quella che si stia ricominciando un po' da zero con il Super Green Pass, con le varianti che arrivano, con le difficoltà che stiamo vivendo per trovare una nuova normalità, soprattutto in un periodo in cui moltissimi si aspettavano di poter ricominciare a lavorare a pieno ritmo in vista del Natale. Sappiamo che Natale per il commercio, ma anche per la ristorazione, gli esercenti, per il turismo è un momento fondamentale. L'anno scorso non è andata proprio benissimo, sono state perse molte festività anche dell'anno a causa del Covid. C'è da capire se la macchina si metterà in moto immediatamente e molto bene, oppure se dovremo faticare anche quest'anno. A proposito, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese avverte che i controlli che stiamo facendo, forza dell'ordine, sul Green Pass sono rigorosi. La Lamorgese, dopo aver letto su alcuni media di una linea soft presunta del Viminale, smentisce assolutamente. Dice: non è vero, la nostra linea è del rigore, va garantita la salute pubblica, il diritto di vivere con serenità quando si esce. Umanità sì, ma nessuna linea soft. Questa è una dichiarazione ufficiale del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Vedremo poi con i dati che stiamo aspettando anche da tutte le varie forze dell'ordine sui controlli. Padova abbiamo visto 2000 controlli, 13 sanzioni solo nelle prime ore di Super Green Pass. Capiremo poi come sta andando nel resto del Veneto. A questo punto noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi però state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio: saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera alle 12:30 per seguire integralmente la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Giornata importante oggi fra controlli del Super Green Pass, situazioni complicate con i tamponi, ci segnalano colonne di auto ma anche colonne di persone fuori dai centri tampone di molte città del Veneto. Situazione complicata anche per quanto riguarda il tracciamento, la cosiddetta variante Omicron, i vaccini dei più piccoli, quindi tantissimi temi di cui oggi parlerà di sicuro il governatore Luca Zaia. Allora, vediamo, facciamo un piccolo riassunto, un breve riassunto, come si suol dire, delle puntate precedenti. Vediamo com'era andata con i trasporti nella prima giornata. Una lunga coda di autobus vuoti in attesa del controllo del QR code agli studenti. E questa è la prima immagine simbolo del primo giorno di Green Pass per tutti i mezzi pubblici della Marca. Perché la seconda è questa: i controllori assediati degli studenti, che contrasta con quest'altra, dove i ragazzi salgono senza mostrare il Green Pass a nessuno. Fino adesso vi hanno controllato il Green Pass? Abbiamo visto in stazione che li controllavano, ma non l'hanno chiesto ancora a noi. No, nessuno mi ha mai chiesto niente. Vi stanno controllando il Green Pass? No. Noi no, ancora. Istantanee di questa mattina in piazzale Duca d'Aosta a Treviso, con un presidente MOM che commenta sconsolato. Ci sono alcune problematiche particolari dove, per esempio, in stazione a Treviso ci sono stati degli assembramenti
autobus incolonnati dalla stazione fino all'Inps, e quindi dei problemi seri. Il sistema del controllo è un sistema particolare che forse non vale sul mezzo pubblico. Ci sono stati degli assembramenti e questo è un problema che bisogna che a livello centrale qualcuno risolva. Secondo me è difficile andare avanti così, nel senso che anche facendo dei controlli a campione delle problematiche sui carichi ci sono, gli assembramenti ci sono difficoltà operative per garantire il servizio nella normalità. E questo contando che oggi molti studenti erano a casa per il Ponte dell'Immacolata, situazione meno problematica in provincia. È andata bene, nel senso che abbiamo avuto l'aiuto delle forze dell'ordine Valdobbiadene, Vittorio Veneto e in altri comuni. Di regola noi facciamo i controlli in entrata, che è un controllo preventivo, mentre le forze dell'ordine fanno più in uscita. Così, se da una parte la polizia ha presidiato l'ex Yamic, la municipale ha levato in via Roma, davanti alla nostra telecamera, la prima multa da 533 euro a un 17enne di paese. Al termine della giornata saranno 227 le persone controllate con 8 verbali. Tra questi diverse le badanti che non sapevano nemmeno del nuovo provvedimento, mentre un 56enne algerino residente a Oderzo è stato denunciato perché scendendo dalla corriera ha mostrato ai vigili un Green Pass evidentemente falso. Stiamo facendo i controlli, solo una persona per ora è stata individuata senza Green Pass, quindi è stata identificata e naturalmente riceverà il verbale entro 60 giorni. Sconfessato invece che aveva preannunciato problemi al traffico per l'accompagnamento in auto degli studenti senza Green Pass. Volevo sapere la situazione del traffico sul PUT in modo particolare. Sul PUT è regolare, non ci sono code in questo momento. Quindi nei nostri telegiornali di questa sera vi potremo raccontare in modo più dettagliato l'esito dei controlli e di tutto quello che è stato fatto dalle forze dell'ordine in queste ultime ore. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi però state con noi, torniamo fra pochissimo alle 12:30, c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo già collegati tecnicamente con la sede della Protezione Civile di Marghera, che vediamo grazie alla regia di Fabio Verin. Ovviamente mancano un paio di minuti all'inizio della conferenza stampa, Luca Zaia non è ancora arrivato ma i microfoni ci sono già tutti, ovviamente anche i microfoni delle nostre emittenti, quindi daremo immediatamente la linea a Marghera quando sarà il momento. Nel frattempo arrivano notizie dalla Marca Trevigiana, notizie di cronaca, perché tragedia sfiorata per un 17enne residente in provincia di Treviso che dopo aver trovato e raccolto il proiettile di una pistola scacciacani, quindi a salve, ma comunque c'è la dinamica è quella, ha provato a farlo esplodere in un garage colpendolo con un martello, ovviamente una cosa che non bisogna fare. Un frammento di metallo di circa 1 centimetro lo ha colpito all'occhio sinistro, fermandosi davvero a pochi millimetri dal bulbo oculare. Il giovane è stato portato in pronto soccorso, sottoposto agli accertamenti del caso, pare che se la caverà senza problemi, qualche ferita naturalmente, però la capacità visiva ci dicono dall'ULS che ha effettuato il ricovero non dovrebbe essere compromessa, ci sono tutte le indagini in corso. Il ragazzo ha ammesso di essere stato molto fortunato e di aver commesso un'ingenuità, una fesseria che poteva avere conseguenze davvero irreparabili. Nel frattempo vediamo altre informazioni. C'è stato un incidente ieri sera a Sacile, poco prima dello svincolo per la A28 lungo la Pontebbana. 2 auto si sono scontrate, entrambi i conducenti sono rimasti gravemente feriti. Si tratta di un 65enne di Sacile che è stato ricoverato a Pordenone e di un pensionato 77enne di Orsago che è ricoverato
ricoverato a Udine in condizioni addirittura vengono definite disperate. Queste le ultime notizie di cronaca, poi naturalmente se arriverà qualcos'altro ve lo daremo in diretta come sempre. Abbiamo giusto il tempo di fare un altro breve riassunto delle puntate precedenti, vedendo assieme i dati del Covid. Sono i dati di ieri, non sono quelli di stamattina, perché quelli li fornisce Luca Zaia, però è giusto vedere la differenza fra ieri e oggi per rendersi conto anche di come varia, poi di come può cambiare la situazione legata al Covid. Allora, ieri erano arrivati questi dati con 1709 nuove positività. Sono effettivamente molto poche rispetto alla media del periodo, ma sappiamo anche che il lunedì di solito i dati che arrivano dall'azienda zero della Regione del Veneto sono un po' più calmi, un po' più bassi rispetto al resto della settimana, per motivi di inserimento di informazioni, di reperimento di informazioni, anche di numero di tamponi eseguiti. Sono però 39.000, erano 39.000, perché è plausibile che oggi o domani si sfori la quota delle 40.000 unità, le persone attualmente positive in Veneto. A ieri sera c'erano, o a stamattina comunque, perché il dato cambierà fra poco, 291 persone positive al Covid dall'inizio dell'emergenza. Abbiamo invece già superato la drammatica soglia dei 12.000 decessi legati al Covid, ma lasciamo la linea al governatore. Buongiorno. L'ospite l'avete riconosciuta, la dottoressa Antonia Ricci, direttore dell'Istituto Zooprofilattico, e quindi colei che sequenzia e sa tutto di queste novità, l'assessore Lanzarin, e quindi oggi la dottoressa Ricci ci parlerà della variante Omicron, della sequenziazione, la prima fatta in Veneto e tra le prime in Italia, fatta appunto dal suo team, e poi di qualcosa di entusiasmante e di molto avveniristico, ovvero che hanno deciso di coltivarla, sta variante, e farle assaggiare i vaccini e vedere come si comporta. Quindi ci facciamo anche i test in casa. Detto questo, però, prima c'è la parte, diciamo, quella ufficiale, che tutti si attendono, che è quella del bollettino, con due brevi riflessioni. Scusate, eccola. Allora, tamponi sono molecolari, sono 7.746.697, e test rapidi sono 11.601.827. In totale siamo praticamente quasi a 20 milioni di test, perché sono 19.348.000. Considerate che si galoppa velocemente verso i 20 milioni, perché ne facciamo tanti ogni giorno di test. Positivi nelle ultime 24 ore, 2.960. Quanto valgono questi positivi? Su 122.000 tamponi, 122.097, sono il 2,42. Allora, qui spiego una roba su questo dato. La media della positività sui tamponi, che è riportata da una tabella che ogni settimana viene fatta dall'Istituto Superiore della Sanità, che dice ogni regione quanti tamponi ha fatto e parallelamente quanti positivi ha fatto, e dà la percentuale. Allora, la media nazionale della tabella di questa settimana è 2,4%. L'Italia ha 2,4% dei tamponi che fa positivi. La media del Veneto è 2,3, l'Emilia Romagna 3,8, la Lombardia 1,8, poi ce ne sono anche con 7% di positivi sui tamponi. C'è una tabella, lo dico perché dobbiamo quotidianamente spiegare che non bisogna guardare il numero dei positivi, ma la percentuale dei positivi sui tamponi. Se vado a pescare con la canna da pesca o una lenza posso prendere un pesce alla volta, se vado col peschereccio con la rete a strascico ne pesco sicuramente più di uno a ogni giro. Però sta tabella, che fra l'altro oggi a questo punto diffondiamo, che è qui, ve la guardate una volta per tutte, chissà che sia chiarita, per non ritrovarsi come l'ultima volta la domanda: come mai avete tanti positivi? C'è una tabella che lo dice,
che non sono tanti, sono in percentuale addirittura sotto la media nazionale. ISS è pubblicata, questa è ufficiale. Istituto Superiore, se la diffondiamo per favore, grazie. Numero dei positivi da inizio della crisi, 535.251. Questo dal 21 febbraio 2020. Ad oggi i positivi sono 40.648. Andiamo sui ricoveri e guardiamo bene questi dati. Ricoverati totale 904 persone. È innegabile che si stia assolutamente affrontando giorno dopo giorno un'ascesa importante. Sono un centinaio di pazienti al giorno, più 82. Come sono distribuiti questi 904 pazienti? 772 sono in area non critica, più 72, e, scusate se la prendo meglio, e 133 in terapia intensiva. Terapia intensiva che però vorrei farvi vedere a questo dato, cioè sono praticamente 432, se non ho sbagliato il calcolo, sì, non l'ho sbagliato, in totale sono 432 persone nelle terapie intensive, Covid e non Covid. Decessi 9, che ci portano a 12.014. Siamo ancora all'8ª regione in Italia per mortalità. Ovvio che se sempre col principio di andare a guardare il numero puro non torna a conto, stiamo parlando di percentuale di morti sugli abitanti. Tu non puoi confrontare i morti del Veneto con quelli del Molise, è ovvio che il Molise ne avrà sempre di meno, devi guardare la percentuale di morti sugli abitanti per capire chi ha avuto più mortalità. Dimessi in totale 24.353, che ancora una volta, ripeto, visto considerato l'adagio di dire si possono curare tutti a casa, questi signori non avrebbero avuto alternative se restavano a casa, e sono pazienti di un po' di tutti i medici del Veneto. Fondamentalmente, fra l'altro, vi ricordo che se prendessimo questi 24.000 e li dividessimo per 3.000 che sono i medici di base, vorrebbe dire mediamente 8 pazienti per medico di base. Allora, stamattina abbiamo fatto una lunga riunione con i direttori generali. Vi faccio vedere stavolta, l'altra volta mi ho portato delle tabelle, adesso ve ne porto di differenti. Tasso dei ricoverati su 100.000 abitanti ad ogni settimana. Li vedete gli istogrammi rossi? Vedete che c'è anche quello verde. Poi il rosso è il non vaccinato, il verde è il vaccinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo l'ultima settimana sono 15 qua. 1,8. No, 12, 11 forse. Questo è il tasso su 100.000. Sì, è su 100.000 però. Eccolo qua, fatto. Questa settimana 191,8 su 100.000 i non vaccinati, ricoverati, e 31,8 su 100.000 i vaccinati. 3, 6, 9, 12, 15, 18, quindi 6 volte maggiore è l'impatto dei non vaccinati nei ricoveri. Poi abbiamo anche un'altra tabella che vi lascio. Gli istogrammi rossi, ovviamente le barre rosse sono sempre i non vaccinati per età, quindi vi lascio queste due tabelle per le vostre riflessioni. Cosa vi dico? Vi dico che noi siamo in una situazione assolutamente ai limiti, perché abbiamo ormai delle realtà tipo Padova che va in F3, Treviso che è ai bordi e altro, abbiamo Belluno,
Abbiamo ovviamente una grossa difficoltà dal fatto che la nostra campagna di tamponi, a proposito, siamo primi per tamponi a livello nazionale, sempre nella tabella che vi diamo, no, ma possiamo andare tranquillamente a quella di prima, vedete che noi siamo quelli in assoluto che fanno più tamponi a livello nazionale, anche questo finalmente. Vi ricordo che tutte le settimane c'è questa tabella negli allegati del bollettino ISS. Sì. Allora, noi siamo impegnati fortemente sulla fase della diagnostica, quindi degli screening, e crediamo molto che questo ci aiuti. È innegabile che il fronte delle scuole ci stia mettendo a dura prova, perché comunque lì c'è una mole ad ogni contagiato c'è una mole di tamponi e di contact tracing da attivare che è poderoso. Dall'altro abbiamo in generale un accesso ai centri tamponi che è, diciamo, come si può dire, sicuramente straordinario. Voi vedete che ormai siamo sempre sopra i 100.000 tamponi al giorno, cioè, tanto per darvi una dimensione, l'anno scorso in questo periodo facevano circa 53.000-55.000 tamponi al giorno. Ovviamente i tamponi che facciamo sono molecolari, 25-26.000, e il resto li dobbiamo fare antigenici perché non c'è modo di farne altri di molecolari. Allora, ci stiamo attivando per l'apertura dei Covid Hospital in via preventiva, in alcune realtà non tanto preventiva, ad esempio Padova con Schiavonia sarà un problema. So che c'è come al solito la manifestazione contro il Covid Hospital, come se noi ci divertissimo a trasformare gli ospedali. Ricordo che non c'è solo Schiavonia, c'è San Camillo Treviso, c'è Jesolo, Sant'Orso, Villafranca, insomma, ovviamente noi abbiamo attivato, c'è una lista, ve la possiamo dare, ovvio che non saranno tutti attivati, questo è poco ma sicuro, però abbiamo dato l'ok affinché, colta la necessità, ci sia già il benestare a monte per attivare. Posso dire che Treviso lo attiverà il 9, tanto per dire. Schiavonia penso che sia questione ormai di ore. Alternative non ce ne sono, lo vorrei spiegare a quelli che pensano che sia sufficiente, cioè è come spolverare, no? Sposti la polvere da un punto all'altro, cioè non è che ci sono alternative, abbiamo già capito che questi sono pazienti molto complicati, con una patologia che ha bisogno di cure intensive di alta qualità. Non è che possiamo pensare di metterli nell'ex ospedale di Monselice chiuso, l'ex ospedale di Monselice lo utilizzeremo per altre cose, o nell'ex ospedale di Valdobbiadene chiuso, perché non è proprio così semplice, perché c'è un sistema di cure intensive che è un sistema che prevede che tu debba avere tutto, dalla TAC, le risonanze, le pneumologie, le infettive, insomma, cose che tu non riesci a portare in un ospedale dismesso, per quanto tu lo possa ammodernare, sale operatorie eccetera. Allora noi abbiamo questo, e dall'altro ovviamente si inizia con una breve contrazione, con piccola contrazione di alcune prestazioni, ad esempio il week surgery, cioè quindi le operazioni in elezione fine settimana vanno ad una contrazione. Questo è il segno dei tempi, è il segno del fatto che questo virus, pur placcato dalla vaccinazione, questo è un dato chiaro, oggi si sta nuovamente mettendo sotto pressione. Siamo ancora in una fase nella quale riusciamo a gestire, abbiamo degli indicatori che ci dicono che questa settimana dovremmo ancora essere in zona bianca, diciamo la prossima settimana si ipotizza che sia ancora da zona bianca, perché oggi l'unico indicatore che ormai fa limite, che è quello dell'occupazione in zona non critica, occupazione di posti letto in zona non critica, stamattina all'11%, bisogna essere al 15% per passare in zona gialla. Gli altri due sono già a posto, perché vi dico già che le terapie intensive sono il 13%, quindi hanno già abbondantemente superato quel 10% che sull'incidenza non ne parliamo neanche, cioè l'Asolano ha 600 di incidenza, Treviso ha oltre 400, cioè stiamo andando molto su con l'incidenza. Cosa significa? Significa che il vaccino ci dice si stanno infettando, un sacco sono asintomatici, perché abbiamo incidenze alte, non abbiamo ospedalizzazioni
proporzionali in questa fase, però ci sono quindi quarantene, ci sono interventi che comunque voi apprezzate anche dei dati. Quando tu vedi che hai 40.000 positivi oggi, a settembre ne avevamo 8.000, si capisce chiaramente che sta succedendo qualcosa. Quindi anche su questo fronte stiamo andando avanti. L'impegno è sempre quello delle vaccinazioni. Vi do l'aggiornamento. Intanto le vaccinazioni stanno andando bene, perché vi dico che ieri abbiamo fatto 47.463 inoculazioni, delle quali ad esempio prime dosi 3.702. Considerate che il punto più basso era 1.000, un migliaio, quindi abbiamo triplicato, più che triplicato le prime dosi. Dopo 41.000, quasi 42.000 sono state invece le terze dosi. Il totale delle inoculazioni ad oggi è di 8.037.000 dosi. Se vi interessano le terze dosi, siamo arrivati a 746.000 terze dosi. Insomma, avete il bollettino e quindi riuscite a vedere. La media regionale dei vaccinati o prenotati è dell'86,3, quindi stiamo recuperando, diciamo, uno 0,1 ogni 2 giorni più o meno, quindi è verosimile che pian piano, se continua così, arriveremo al 90%, però bisogna attendere i risultati. 12-19 anni sono il 76,1% di vaccinati o prenotati, 20-29 anni l'85,2%, ecco, fra l'altro una categoria che ha performato benissimo, 30-39 anni 80,9%, come i 40-49 che hanno 80,9%, i 50-56 hanno 86,4%, scusate, i 50-59 hanno 86,4%, i 60-69 anni 90,5%, i 70-79 anni 93,4%. Gli over 80 siamo quasi alla quasi totalità. Ci sono ancora 650.000 persone in Veneto che si debbono vaccinare, over 12, 630. Sì, 630.000 persone che si devono ancora vaccinare, e se guardate questi dati che fanno pensare, ci sono ancora il 10% di 60-69 anni che ancora non si sono vaccinati e che poi purtroppo ritroviamo in corsia o in terapia intensiva, perché se andate a vedere l'età dei non vaccinati vedete cosa accade. È verosimile, con i dati che abbiamo oggi, che la prossima settimana sarà bianca, quella dopo probabilmente sarà gialla, quindi quella dopo è la settimana quella di Natale, quindi Natale in giallo che porterà restrizioni con l'uso della mascherina all'aperto e bypasserà le restrizioni della riduzione dei tavoli, dei posti a sedere ad esempio nei ristoranti, con il Super Green Pass. Fra l'altro mi è stata fatta anche un quesito sui matrimoni. Il matrimonio prevede il tampone, matrimoni, comunioni, cresime prevedono ancora il Green Pass base, per capirsi, il tampone. Quindi lo dico anche al ristoratore che mi ha chiamato ieri sera, che da una verifica fatta solo le cerimonie, quindi i matrimoni, entrano con il tampone, si fanno con il tampone, quindi Green Pass base. Domande, ragazzi? Allora cominciamo. Filippo Posatto, poi Cristina Giacomuzzo e avanti. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Per quanto riguarda la conversione, immagino, parziale degli ospedali in Covid hospital, quali ospedali saranno interessati e che cosa cambierà per i pazienti? Può dirci, insomma, qualche dettaglio in più anche sui tempi? Allora, è una comunicazione preventiva perché
perché abbiamo una situazione eterogenea delle fasce, no? Non è come l'anno scorso che siamo di fatto andati tutti in F3 nel giro di 24 ore. C'è chi addirittura in F1, chi è ai bordi da F3, chi c'è già. Quindi diciamo attenzione che si partirà con il Covid Hospital, dopo l'assessore Lanzarini vi farà mandare per il tramite dell'ufficio stampa la lista degli ospedali, ci sarà chi parte prima, chi parte dopo. Schiavonia sarà uno di quelli che parte prima, San Camillo Treviso partirà, ce ne saranno altri, con gradualità fra l'altro, non è che si sposta di fatto tutto quello che c'è, nella speranza di non doverlo mai fare. Per noi dobbiamo comunque prepararci anche al peggio se dovesse arrivare, come abbiamo sempre fatto in questi mesi. Ecco, per quanto riguarda la contrazione di prestazioni, lei ha accennato al week surgery. E poi l'assessore vi dà aggiornamento, prego. Allora, come diceva il Presidente, in base alle varie fasi scatta il piano, no? La fase 3 è quella che prevede di concentrare alcune attività solo negli hub, quindi negli SPOC vengono già diminuite, che sono tutte le attività appunto dei week surgery, e anche la contrazione di alcune altre attività che possono essere quelle specialistiche a 30 o a 60 giorni. Oggi siamo nella situazione, appunto come diceva il Presidente, che solo la USL 6 è nella fase 3, quindi scattando il primo elemento che scatta con l'individuazione del Covid Hospital di Schiavonia in questo senso è quello che non è più garantito l'emergenza-urgenza come adesso, quindi il pronto soccorso, ma diventa un punto di primo intervento e le emergenze vengono dirottate in altri ospedali, in azienda ospedaliera o in altri ospedali. Appena scatta, questa è la cosa principale. Guardate che per noi sono scelte dolorose queste, e non è che c'è una parte della barricata e l'altra parte, cioè siamo tutti dalla stessa parte. Il problema è che noi abbiamo l'obbligo, e questa è l'essenza della battaglia contro il Covid, che qualcuno ancora non ha capito, perché il Covid ci porta dove? A questo, perché se poi tu guardi fuori e giri le spalle all'ospedale non c'è nessun problema, ma dentro l'ospedale si stanno combattendo battaglie paurose. C'è anche questa volontà di guardare un po' anche a cosa sta accadendo negli ospedali, e il Covid è impostato così, cioè non abbiamo l'emergenza dell'anno scorso per ora, vogliamo fare ancora più prevenzione e diamo comunicazione, punto. Altro? Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, è possibile avere il cruscotto con la fotografia delle varie posizioni? Sì, ve lo diamo. Così ci si rende un po' conto di quali sono più... Ve lo mandiamo via WhatsApp, anche su WhatsApp, quindi ve lo mandiamo. Grazie. Poi volevo chiedere, il flusso di prenotazioni dei vaccini e dei cambiamenti di date sono state importanti? Ci sono state? Sì. Quanto? Ha qualche numero da dare? Ma noi abbiamo 2 milioni di persone eleggibili per la vaccinazione entro il 31 dicembre. Abbiamo oggi in agenda entro il 31 dicembre ancora nelle agende la possibilità di avere un margine del 20% di prenotazioni ancora non evase. 20%. E nel gennaio abbiamo il 55% ancora di posti liberi in agenda. Abbiamo occupati quindi il 45% di posti liberi in agenda a gennaio. Ovvio che magari ci sarà la programmazione di queste iniezioni, però con poche difficoltà, perché capite, un discorso è gestire centri vaccinali in una situazione come quella dell'anno scorso dove c'erano chiusure. Oggi le fiere, per dire, sono tutte aperte, quindi le fiere noi non ce le abbiamo più. Fiera di Godega, fine. E altri palazzetti non possiamo più utilizzarli, perché comunque ci hanno detto i comuni che hanno necessità di fare anche altre attività. Ci stiamo organizzando, quindi diventeranno sempre più capillari nel territorio e si va avanti. Io ieri, per dire, ho fatto la terza dose a Godega, l'ho fatta agli uffici fiera. Adesso il padiglione dell'ingresso fiera lo hanno allestito come un piccolo hub vaccinale, piccolo, insomma, sono sempre 1 migliaio di metri quadrati. Prima invece l'hub vaccinale era nei capannoni della fiera e quindi aveva altre dimensioni. Una cosa veloce ancora, per la fascia di età 12-18 anni ci sono prospettive di date per il via del...
No, 5. Sì, però adesso si vaccinano dai 18 anni, la terza dose dai 18 anni. Sì, non ci sono ancora informazioni. Stai parlando della terza dose te? Sì, no. L'ultima cosa sui monoclonali. Sì. Si sta avviando o è già avviata la sperimentazione o comunque l'utilizzo dei monoclonali via intramuscolare e non più tramite... No, non è ancora avviata, nel senso che noi abbiamo ancora l'infusione, però è imminente. Peraltro i pazienti noi siamo ancora lì a trattarli con i monoclonali e metà dei monoclonali italiani utilizzati in Italia vengono utilizzati dal Veneto e funzionano. Parlavo con il generale Figliuolo, ci stiamo attrezzando anche per il tema della pasticca, quindi delle compresse. Non so i tempi, però so che sta lavorando anche su questo fronte. Ovviamente mi riferisco a quello che sono le scelte nazionali, perché noi non possiamo comprare non essendo farmaci autorizzati, perché se fossero a prontuario potremmo andare a comprarceli direttamente. Grazie, allora adesso Pittarello, poi Bonet, poi Vanzan. Prego. Buongiorno. Solo una domanda. L'anno scorso, con uno scenario diverso decisamente, ci fu una sorta di programmazione nazionale, diciamo, delle feste, quindi le fasce arancione e rosse in determinati giorni. Annunciava appunto che probabilmente il Veneto andrà in zona gialla. Si è parlato a livello nazionale di una zona gialla nazionale o comunque un provvedimento? No, anche perché vi ricordo che questa classificazione bianco, giallo, arancione e rosso è figlio proprio dell'accordo trovato con la comunità scientifica a livello nazionale dopo la crisi dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati che c'erano dei parametri che non erano soppesati a sufficienza, per cui ci siamo ritrovati con più difficoltà. Quindi adesso c'è l'automatismo che viene solo attenuato dal Super Green Pass, ma l'automatismo della zona arancione ti dice che chiudi i confini comunali e chiudi i negozi. Quello della zona rossa, vorrei ricordarlo, non funziona col Super Green Pass. Rosso è rosso, cioè quando tu sei al 30% di terapie intensive, il Super Green Pass non funziona più, è tutto chiuso, si esce di casa per lavorare o per estrema necessità. Allora siamo a Marco Bonet. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Due domande. Allora, intanto volevo capire se c'è un dato sui sanitari sospesi dopo l'obbligo di non so se ce l'ha l'assessore, lo recuperiamo. Ok, l'altro è un dato statistico. Allora, Scusami, sanitari? Medici? Sì, no, ma i medici dopo l'obbligo della terza dose? Sì. Non raggiungono. sì, che c'era l'obbligo anche per loro. Poi un dato statistico, noi abbiamo feedback tra le persone che conosciamo di diverse persone che hanno fatto le 2 dosi ma sono più restie a fare la terza, no? Cioè quasi che le 2 dosi, in qualche maniera abbiamo fatte 2 e basta e avanza. Abbiamo un dato sulle persone che dovrebbero aver fatto la terza dose ad oggi o al 31 dicembre e non l'hanno fatta ancora e quindi sono fuori dai 5 mesi? No, perché noi abbiamo, l'unico dato che abbiamo è questo: abbiamo 2 milioni di persone che sono eleggibili per la terza dose al 31 dicembre, questo ve l'ho detto già 2 o 3 volte. Sappiamo che noi riusciremo ad erogare più o meno 1,5 milioni di dosi per il 31 dicembre, quindi ne abbiamo 500.000 che comunque dovranno prenotarsi. Ad oggi le agende aperte fanno vedere code per le terze dosi, tanto è vero che siamo già arrivati a 740.000 inoculazioni. Darti oggi un bilancio è difficile perché è in itinere e siamo appena partiti, ma se dovessi, considero che sono 2 settimane di inoculazioni più o meno, però ne abbiamo già fatte, andiamo verso le 800.000, cioè domani e dopodomani siamo oltre le 800.000, quindi sta andando velocemente oggettivamente, per oggi il dato non ce l'ho. Diciamo che senza essere c'è buona risposta. Il sentimento è che chi deve fare la terza dose la sta facendo. Sì. Ok, grazie. Questo sì. Ci sarà sicuramente qualche abbandono come accade in tutte le robe, però dire che questo diventi endemico e patologico no. E adesso ho pensato, l'obbligo vaccinale per terza dose insegnanti scatta dal 15 di dicembre, quindi non siamo ancora all'interno dell'obbligo. Siamo ancora nell'obbligo? Sì, articolo 44 vecchio.
Alda Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Tornando un attimo indietro, quando un ospedale viene dichiarato Covid Hospital, quindi la prima cosa che cessa è il pronto soccorso e poi a scalare tutte le altre attività, quindi sarebbero solo pazienti con Covid? Sì, no, vabbè, i punti nascita, sì, voi sapete che abbiamo lasciato. La dialisi, insomma, tipo... Le dialisi, sto pensando ad esempio a Schiavonia o Sant'Orso, cioè si lasciano dei presidi, il punto nascita di solito resta, il tema dei dializzati e anche il tema degli oncologici, però diciamo la parte aggredita qual è? La medicina, le infettive, beh, le infettive non se ne parla, perché poi abbiamo un altro problema che oggi mi sono dimenticato di dirvi, che siamo letteralmente invasi da malati che non sono Covid ma sono malati da influenza, quindi da malattie respiratorie, abbiamo molti anziani ricoverati, per cui noi abbiamo una pressione che non è una pressione da poco, però diciamo i reparti vengono aggrediti con gradualità, sempre nella speranza di non arrivare ai livelli top che abbiamo già raggiunto, che sarebbero, vuol dire che si va nuovamente a paralisi. Amministrazioni che forse richiedono la terapia intensiva chiaramente devono essere contratte, perché dobbiamo riservare le terapie intensive per il Covid Hospital. Sì, poi c'è un altro tema, no? Perché questa zona? Vabbè, il tema che noi abbiamo 4 punti di vaccinazione in meno, ok, ci sta tutto, però se guardate la cartina dell'ACDC, che io non, forse ce l'ho anche qui, se guardate la cartina dell'ACDC, sì, ce l'ho. E guardando la cartina si capisce subito che il posizionamento del Veneto è un posizionamento, diciamo, di una regione che è letteralmente circondata. Questa è la cartina del CDC dell'Europa, no? Lo vedete il marrone più scuro? Questa è zona off limits ormai. Vedete noi dove siamo? Cioè, che siamo ai bordi, cioè che la Slovenia sia off limits non vuol dire che il Friuli se la passa meglio, che anzi è già dentro, piuttosto che noi. Cioè noi purtroppo abbiamo sta pressione dal centro Europa e dal nord Europa che altre regioni non hanno. Cioè, quindi noi siamo anche oggettivamente un po' terra di frontiera rispetto a questa infezione europea e come l'anno scorso si sta ripresentando. L'altra domanda, Presidente, riguarda i tamponi per i ragazzi che vanno a scuola e che non hanno il vaccino, i genitori non li hanno vaccinati. Fino ad oggi possono andare in classe senza niente, non serve il Green Pass base, non serve il Green Pass rafforzato e quindi non hanno bisogno neanche di tamponi, ma se usano i mezzi pubblici invece hanno bisogno del Green Pass base, quindi anche solo il tampone, motivo per cui abbiamo assistito a delle code abbastanza lunghe anche nel Trevigiano, ieri 6 ore di attesa. Le regioni, compreso il Veneto immagino, hanno chiesto al governo di rivedere questa prescrizione. Ci sono possibilità? Che sviluppi ci sono e che risposte avete avuto? Allora, al momento no news. Io l'ho detto per primo, quando si applicano piani di sanità pubblica è inevitabile che a volte ci siano dei cortocircuiti, no? Ci sta, cioè. E questo è uno di quelli, no? Il ragazzo va a scuola senza nessuna certificazione, non può avvicinarsi all'autobus che lo porta a scuola perché altrimenti se non ha le certificazioni, cioè se non ha il tampone, non ha il Green Pass base o quello che è. Io penso che dobbiamo partire a ritroso, cioè il diritto allo studio, garantire il percorso da casa alla scuola e fare in modo di risolvere questo problema. Dopodiché è ovvio che l'invito alla vaccinazione è sempre sollecitato e presentato, però nel rispetto delle idee di tutti. Guardate, io adesso mi criticano perché parlo contro l'obbligo vaccinale, ma io non è che ce l'ho con i vaccini, voglio solo dire che l'obbligo vaccinale, cioè proposto come vedo che si propone, rischia di essere una presa in giro. Cioè se in Germania ti dicono che hanno introdotto l'obbligo vaccinale, premesso che in Germania hanno anche vaccinato poco, ma se l'obbligo vaccinale è quello tedesco, cioè sopra i 60 anni ti vaccini, oppure se ti becchiamo in giro paghi una multa di 100 euro al mese, mi sembra cioè non mi sembra l'obbligo vaccinale, ma non lo è neanche quello nostro per i medici, perché se l'obbligo vaccinale è l'obiettivo di avere una popolazione vaccinata aumentata, tu allora non puoi chiamare obbligo vaccinale una roba che se non ti fai il vaccino stai a casa e non lavori.
quello non è un obbligo vaccinale, cos'è sta roba? È un'alternativa vaccinale. Non lavoro e non mi vaccino, ma non c'entra niente con la sanità pubblica. Quindi io dico semplicemente, invito tutti quelli che parlano di obbligo vaccinale, perché fa anche cassetta dirlo, no? E lo dice uno che crede nei vaccini. Ci volete dire come si applicherebbe l'obbligo vaccinale in Italia? Dopo che c'è sempre quelli che hanno difficoltà a capire, che scrivono nei social che io ho proposto il TSO per vaccinarli. Però fin là non arrivo, cioè, nel senso che io ho detto che immagino che non facciano il TSO, immagino, che lo scadisco bene perché dopo passano un pomeriggio intero a insultare, immagino che l'obbligo vaccinale in un paese civile non sia accompagnare con la forza pubblica una persona che non vuole vaccinarsi a vaccinarsi, tantomeno provvedere al TSO per portare uno a vaccinarsi. In un paese civile queste robe non si fanno. È chiaro? Lo dico anche al prete che ha scritto che si era fatto un fiato di confusione. Sì, perché ormai qua tutti si occupano dei vaccini. Cioè c'è chi legge il Vangelo dritto, chi lo legge storto, chi di traverso, ognuno dice la sua dopo. Allora, questo è il problema. Il problema è che sull'obbligo bisogna essere chiari sulla fase post, perché poi i vaccini li dobbiamo fare noi. E ritrovarsi come al solito all'italiana che i più furbi non se li fanno vuol dire che diventa una presa in giro. Siccome poi rispondo io vi dico in Veneto mi dovete dire chiaramente la procedura. Quando avete deciso la procedura il Veneto sarà qui ad applicarla, ma la dovete dire uguale per tutti, chiaro? Bene, se non ci sono altre domande per il Presidente... Lascio la dottoressa Ricci e grazie. E buon lavoro. Dottoressa, prego. C'è un'altra Omicron, tra l'altro sequenziata stamattina a Padova, 77enne. Però insomma adesso ne avremo notizie tutti i giorni. Cosa al volo. Se hai informazioni in più su questo caso di Padova abbastanza strano del 46enne con 2 dosi che è morto dopo aver rifiutato il ricovero, non sappiamo nulla. La scena veramente strana. Io l'ho letta anch'io la notizia stamattina. Si tratterà di fare un approfondimento perché... Ma dov'è in azienda questo? È un padovano, 47 no, anni. è rimasto a casa, non ha rifiutato il ricovero. Però con 2 dosi però, quindi veramente per età, doppia vaccinazione, veramente un caso molto particolare. Sì, attenzione, che quando leggiamo, poi la dottoressa Ricci ve lo può dire con più precisione, quando leggiamo che la risposta anticorpale di un vaccino è del 90, 95, 80-85% vuol dire che se è dell'80%, 20% di quelli che si sono fatti il vaccino l'anticorpo non lo vedono. Ci bisogna vedere, ci bisogna fare un titolo anticorpale, capire cosa è successo. Non risponde? Sì, che non rispondono alla stimolazione anticorpale, cioè la stimolazione immunitaria che non c'è risposta anticorpale. Quindi attenzione anche a questo. Però avete ragione, vediamo di verificarlo, l'ho letto anch'io stamattina questo caso. Però in riunione nessuno ne ha parlato. Scusi, questo è il secondo caso di Omicron? Farà un comunicato al dottor Dalben, è una signora di 77 anni e che fra l'altro è già stata trattata dal monoclonale, sembra assolutamente gestita. Ma va da Sudame? No. Questo è indicatore del fatto che, come vi ricordate l'inglese dell'anno scorso? Alla fine vi dirà la dottoressa Ricci che c'è ancora l'inglese di mezzo, giusto? No, la Delta. Ah sì, la Delta, sì, scusami. La Delta. Sarebbe l'indiana, era l'indiana. L'indiana. Non si può dire, l'indiana. Delta. Neanche Xi si può dire. Esatto. E questo per dire che c'è anche una notizia che dà un'idea anche di che frullatore sia sto virus, perché in quella famiglia dell'Omicron sono state delle novità. Grazie. Buon lavoro. Dottoressa Ricci. Eccoci qua, buongiorno a tutti, è sempre un piacere venire, almeno vi vedo tutti contemporaneamente invece che individualmente. Allora sì, penso che la notizia che in questo momento vi interessi di più sono i risultati rispetto alle analisi dei sequenziamenti sulla famiglia
di questo paziente di Vicenza che sapete di rientro dal Sudafrica è risultato positivo alla variante Omicron. Allora questo dato è confermato, effettivamente si tratta di una variante Omicron come abbiamo già segnalato e al momento abbiamo esaminato anche i tamponi della moglie e di uno dei 2 figli. Questa persona ha 2 figli, un maschio e una femmina. Il maschio, che è un po' più grandino, non chiedetemi di preciso l'età perché non la so, sono risultati positivi. Abbiamo sequenziato il virus e si tratta di una variante Delta, quindi di una variante diversa rispetto a quella del padre. Questo dato, che vi può sembrare particolarmente strano, non lo è completamente andando a vedere le indagini epidemiologiche, in quanto i colleghi del Dipartimento di Prevenzione, che hanno seguito, devo dire, con molta attenzione e tempestività il caso, ci hanno detto che in realtà la moglie e il figlio avevano qualche sintomo prima che il padre rientrasse dal Sudafrica, quindi evidentemente loro si erano contagiati localmente con la variante Delta, che ad oggi continua a essere praticamente il 100% dei virus che noi isoliamo e sequenziamo in Italia e in Veneto anche, mentre appunto il padre, rientrato dal Sudafrica, si è portato a casa la variante Omicron, quindi insomma, all'interno della famiglia abbiamo 2 varianti diverse, ma vi dico, niente di così strano, anche se devo dire inizialmente non ce l'aspettavamo. Sono in corso le analisi invece sulla figlia più piccola. Il campione ci è arrivato oggi, per cui non ho i risultati, li avrò sicuramente entro domani mattina o stasera. È positiva anche la bambina e vedremo se si è infettata dal padre o dalla mamma, esatto, o da qualcun altro. Però insomma non ci aspettiamo varianti diverse, anche perché ad oggi sono tutte Delta, quindi quelle che circolano, quindi se la bambina si fosse infettata a scuola è così, è probabile che sia una Delta, ma insomma non faccio previsioni, aspettiamo a vedere di cosa si tratta. Stanno tutti bene? Stanno tutti bene, sintomi molto blandi, e questo insomma conferma un dato completamente provvisorio che attualmente si trova anche nei comunicati delle CDC, che dice che appunto ad oggi l'evidenza è che i casi di variante Omicron sono dei casi lievi, cioè non sono ad oggi stati segnalati casi gravi né tantomeno mortali. Ovviamente sono dati del tutto preliminari, i casi sono molto pochi e soprattutto in paesi dove la situazione sanitaria, il tasso di vaccinazione, le altre malattie che producono indebolimento del sistema immunitario sono molto diffuse, sono molto diverse insomma rispetto ai paesi europei, quindi in questo momento si può dire proprio poco rispetto a cosa ci aspetteremo da questa variante in Europa, però insomma al momento almeno il dato della gravità non è preoccupante. Posso dirvi insomma qualcosa in più? Le informazioni che ad oggi ci sono, allora intanto come è emerso il sospetto che questa variante sia particolarmente preoccupante. È nato da un lavoro sudafricano, un lavoro scientifico sudafricano che peraltro oggi non è ancora pubblicato ufficialmente, cioè si trova il lavoro in preprint ma non ha ancora passato tutti gli step di valutazione, quindi sono informazioni che hanno ancora insomma un carattere un po' di provvisorietà, questo lavoro ha diciamo dimostrato che in Sudafrica diciamo hanno evidenziato un numero di reinfezioni non dopo vaccinazione, dopo prima infezione più alto dell'atteso, di quello che si aspettavano, nel senso che hanno fatto un modello matematico e hanno simulato la probabilità di avere una reinfezione, no? Quindi qualcuno che si è preso la malattia e che dopo un periodo che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 400 giorni si è reinfettato.
e dicono che rispetto alla probabilità di reinfettarsi dei pazienti che si sono infettati, scusate le ripetizioni, con la variante alfa e con la variante delta, per la variante Omicron questa probabilità è più elevata. Ripeto, è un modello matematico che nasce dallo studio di un numero abbastanza limitato di casi di questa variante in Sudafrica, ok? Quindi è tutto ancora da valutare. Però ci tengo a sottolineare che non si tratta di cosiddetti fallimenti vaccinali, perché in Sudafrica il tasso di vaccinazione è bassissimo e questi casi che sono stati segnalati dai colleghi sudafricani, ripeto, sono casi di reinfezione dopo infezione naturale. Allora, se voi tenete presente che in Italia si raccomanda la vaccinazione, avete presente chi ha avuto il Covid cosa deve fare? Deve vaccinarsi con una dose se ha avuto il Covid da meno di 6 mesi e addirittura con doppia dose se ha avuto il Covid da più di 6 mesi. Quindi per noi è assolutamente assodato che chi ha avuto il Covid può reinfettarsi, no? Addirittura dopo i 6 mesi è come uno che non ha avuto il Covid, perché gli suggeriamo di vaccinarsi con 2 dosi. Quindi questa informazione rispetto all'Omicron è chiaro che va valutata con assoluta cautela, perché questo dato delle reinfezioni si associa a questo numero molto elevato di mutazioni che la variante Omicron ha sulla proteina spike, che ovviamente fa preoccupare rispetto alla tenuta della risposta anticorpale, ok? Quindi è assolutamente corretto guardarla con attenzione, tenerla sotto controllo e, essendo una variante definita preoccupante dalle CDC, è giusto cercare di ridurre la circolazione sul territorio, no? Ma da qui ad avere motivi particolari di preoccupazione, secondo me ci passa ancora della strada e soprattutto avremo bisogno di molte più informazioni rispetto a cosa veramente questa variante farà nei nostri paesi europei o insomma occidentali, chiamiamoli così, cioè dove le condizioni sanitarie, il tasso di vaccinazione, ripeto, no? E proprio lo stato sanitario della popolazione sono molto diversi rispetto ai paesi africani. Quindi ci vuole pazienza e dobbiamo avere molte più informazioni. Ad oggi i casi ci sono in moltissimi paesi europei, ma sono tutti nell'ordine di qualche decina. Ovviamente chi ne ha di più è sempre l'Inghilterra, che sequenzia, sapete, tantissimo, ma siamo sempre nell'ordine di 100-200 casi, insomma comunque numeri molto molto limitati rispetto a più di 1 milione di sequenziamenti, quindi stiamo parlando di percentuali di Omicron rispetto a tutti gli isolamenti di Covid assolutamente in questo momento ridottissime, ok? Quindi dobbiamo vedere poi alla prova dei fatti cosa davvero questo virus sarà in grado di fare, ma insomma al momento non c'è motivo di pensare che i vaccini non funzionino. Potremmo avere, come abbiamo avuto per la Delta rispetto all'Alfa, una riduzione dell'efficacia dei vaccini, no? In termini percentuali, però come abbiamo già visto fra la Delta e l'Alfa, questa riduzione dell'efficacia è soprattutto a carico dell'infezione, quindi oggi si dice che i vaccinati con doppia dose da più di 5 mesi hanno una probabilità ridotta del 50% di infettarsi, quindi comunque un livello di protezione buono, ma sicuramente non eccezionale. Però sempre queste persone hanno una probabilità che invece arriva quasi attorno al 90% di
non andare a finire in terapia intensiva e non morire. E questo è l'effetto fondamentale dei vaccini, che quindi come l'abbiamo verso l'alfa e verso la delta l'avremo anche verso l'omicron. Potremo vedere qualche punto percentuale di riduzione, ma sempre in questi ordini di grandezza. Come per la delta, assolutamente importante appunto il richiamo, quindi la dose booster, perché appunto, come vi dicevo, dopo 5 mesi e poi via via nel tempo, allontanandosi dalla seconda dose, l'efficacia effettivamente si riduce. Quindi è estremamente importante, soprattutto verso queste varianti che sono un po' più capaci di aggirare la risposta anticorpale, riattivare il nostro sistema immunitario con il richiamo, perché è una misura che si è dimostrata assolutamente efficace nel ridurre sia l'infezione ma soprattutto la malattia, e lo vediamo dai dati, insomma io adesso dai dati che il Presidente ha mostrato mi sembra che è vero, siamo in un momento di preoccupazione perché il numero di casi sta aumentando, ma se voi vi ricordate la situazione in cui eravamo un anno fa, io ero più o meno qua un anno fa appunto, poi no, a parlarvi di variante delta eccetera, eravamo in un momento di buio, cioè i numeri di persone ricoverate con malattie molto gravi era altissimo. Io me lo ricordo, ci siamo viste io e l'assessore prima di entrare qui, ci siamo guardate negli occhi dicendo no, cosa facciamo, cosa succederà, perché ve lo ricordate, eravamo nel pieno della crescita esponenziale di un'ondata che non sapevamo dove sarebbe andata a parare, ma non vedevamo solo il numero di casi, vedevamo il numero di persone in terapia intensiva, un numero di decessi, ma veramente tremendo. Cioè, oggi la situazione è completamente diversa, adesso abbiamo una regione aperta, tutti noi facciamo una vita sociale, no? Che io definirei uguale a quella che facciamo normalmente, con una mascherina in più, ma no? Veramente con limitazioni pochissime. Si va al cinema in piena capienza, i cinema erano chiusi, i teatri erano chiusi, i concerti non esistevano e avevamo dei numeri drammatici di persone che stavano malissimo e che rischiavano la vita. Oggi è vero, vediamo aumentare il numero dei casi, ma appunto facendo una vita normale, e questo fa tanta differenza nella possibilità di contagio. Avevamo tutti i ragazzi in DAD un anno fa, oggi vanno tutti a scuola, un po' sì un po' no, ma insomma la maggior parte vanno a scuola, e abbiamo, è vero, un numero di casi elevato, ma un impatto sugli ospedali che è non paragonabile a quello che accadeva l'anno scorso. Quindi tutto questo è legato esclusivamente all'efficacia dei vaccini. Credo che nessuna persona che abbia una conoscenza scientifica e che si occupi di questo argomento possa dirvi qualcosa di diverso. I vaccini stanno cambiando la storia di questa epidemia, e secondo me questo è un fatto molto positivo, e altrettanto lo faranno per qualsiasi variante, comunque sicuramente anche per la variante Omicron. Quindi stiamo a vedere, siamo prudenti. Io raccomando a chi viaggia, soprattutto in paesi a rischio, ma anche non in paesi a rischio, perché guardate che prendere anche un volo da un paese europeo verso l'Italia significa avere un'alta probabilità di avere in aereo, seduto accanto a noi, qualcuno che magari ha fatto scalo e può venire da qualsiasi parte del mondo. Quindi quello che io raccomando è, quando ci troviamo in situazioni di assembramento anche sui mezzi pubblici, ovviamente la mascherina è obbligatoria. Io mi sento di consigliare un FP2 quando ci si trova appunto sui mezzi pubblici, comunque in situazioni al chiuso con alta densità di persone. La mascherina FP2 protegge benissimo e quindi è uno strumento da utilizzare assolutamente in tutte queste situazioni. E per chi viaggia rispettare le regole. Ovviamente per chi viene da paesi a rischio c'è un obbligo di tampone, quarantena, e di chiudere la quarantena con un tampone negativo. E insomma io sento tanti che dicono sì, ma poi nessuno mi controlla. Posso dire, è ovvio, cioè noi non abbiamo le forze dell'ordine che vanno a correre dietro a ogni singola persona che viaggia.
è anche una questione di responsabilità individuale, non dobbiamo fare le cose solo per non prendere delle sanzioni, ma perché ci rendiamo conto che in questo modo tuteliamo la nostra famiglia, tuteliamo la comunità in cui viviamo. Quindi insomma, questo secondo me è molto importante, e appunto tutti coloro che ritengono di essersi trovati in una situazione a rischio possono fare un tampone, stare in una situazione più controllata e comunque controllarsi. I tamponi, lo vediamo, sono a disposizione in numero gigantesco, e quindi insomma penso che non sia negato a nessuno fare un tampone prima di ricominciare la vita sociale. In questo modo riduciamo sicuramente la circolazione del virus, qualsiasi sia la variante, perché questi mezzi, la mascherina, la quarantena, ovviamente sono trasversali e funzionano contro qualsiasi virus, anche quello influenzale, per cui sono sempre un buono strumento di prevenzione che ormai abbiamo imparato ad usare, e credo che si possa insomma utilizzarlo in modo intelligente. Ecco. Concludo solo dicendo quello che accennava prima il Presidente rispetto al fatto che, avendo avuto l'opportunità di avere una variante Omicron in laboratorio, ovviamente stiamo cercando di isolarla, nel senso di farla crescere e moltiplicare il virus, e questo ci permetterà di saggiarla contro diversi sieri di persone vaccinate, guarite, insomma nelle varie casistiche, in modo da testare veramente quanto gli anticorpi naturali o vaccinali possano essere efficaci nei confronti di questo virus. Quindi dal nostro punto di vista aver avuto un caso di variante Omicron è anche una bella occasione ovviamente per studiarla e per poter fornire quelle informazioni che oggi ancora mancano alla comunità scientifica. Se ci sono domande per la dottoressa Ricci, sì, Alda Vanzan, poi la Cristina Giacomuzzo. Se può spiegarci un po' meglio questo lavoro che state facendo con la variante Omicron? Cioè che siero utilizzate? Utilizzate, non so, il Moderna, Pfizer, oppure il siero di una persona malata? Se ce lo spiega un po' più chiaramente. Allora, è uno studio di cui poi abbiamo parlato oggi, e quindi dovremo fare un disegno sperimentale e definire bene. In questo momento noi abbiamo ricevuto oggi il tampone non inattivato, perché quello precedente era inattivato, e quindi della persona, quindi dobbiamo insomma isolare il virus e farlo crescere. Dopodiché definiremo uno studio sperimentale, ma la cosa migliore è utilizzare sieri di persone vaccinate con i diversi vaccini, oppure che hanno avuto l'infezione naturale, ovviamente in tempi diversi, quindi valuteremo vaccinati con la terza dose da 2 o 3 settimane, vaccinati con 2 dosi, vaccinati da più tempo, infetti in diverse tempistiche, quindi definiremo un disegno sperimentale in modo da coprire tutte le varie possibilità. Questo potrebbe alla fine dimostrare come si comporta il virus, se può essere tra virgolette ucciso, neutralizzato, o se invece si fa un baffo di sieri. Assolutamente sì, io non mi aspetto che si faccia un baffo, assolutamente, nel senso che quello che noi normalmente vediamo e ci aspettiamo di vedere è appunto semmai un calo dell'efficacia, nel senso che quello che si fa è utilizzare diverse diluizioni del siero, no? Metterlo contro il virus e vedere qual è la diluizione che a un certo punto non è più efficace, ok? Ovviamente questo ci dà un'idea della quantità di anticorpi necessari per neutralizzare il virus, che può essere diciamo, l'efficacia può essere ridotta nei confronti di alcune varianti, quindi vuol dire che per alcune varianti è necessaria una quantità di anticorpi maggiore per avere una neutralizzazione rispetto ad altre varianti. Quindi quello che noi ci aspettiamo è comunque una gradualità, una diversità di efficacia. Assolutamente non ci aspettiamo che non ci sia copertura, ma perché il virus è sempre quello, no? Non avrebbe senso pensare a una totale mancanza di copertura.
Cristina Giacomuzzo. Devo fare la stessa domanda, ma le chiedo una precisazione in più: che tempi ci possono essere, che tempi prospettati per arrivare a dei risultati? Ci vuole, allora sono studi lunghi, nel senso che sia per avere il virus titolato e insomma che possa essere utilizzato per questi studi, poi anche per farli, quindi insomma sicuramente almeno un mese o forse anche un paio di mesi per avere dei risultati solidi. Con le altre varianti, con la Delta, l'Alfa, avevate fatto una cosa analoga? Abbiamo fatto anche degli studi di questo tipo, sì, e rientrano in quelli che sono i risultati che poi sono insomma pubblicati in diversi studi, no? Rispetto appunto a questi punti percentuali di riduzione dell'efficacia. Altri colleghi vogliono intervenire? Sì, Filippo Tosato. Sì, non è un intervento, è solo una segnalazione all'assessore Lanzarin. Sono persone che segnalano la presenza di soggetti esonerati dal vaccino, che però sono a contatto con persone che magari devono ancora ricevere la terza dose o magari devono ancora ricevere la seconda. Allora queste persone dicono: va bene l'esonero, è previsto, però siccome questi esonerati non sono neppure tenuti, sembra, al tampone, non ci sentiamo troppo sicuri. Segnalano questa situazione perché dicono che avviene anche negli uffici regionali. Ecco, io gliela riporto. Faccio una verifica, non ho avuto questa segnalazione, facciamo una verifica. Ho il dato dei sanitari sospesi nostri, quindi vuol dire gli ospedalieri territoriali ad oggi, 8,37. Sui mi sembra i 50.000, no, mi sembra che forse erano 61.000, a memoria ricordo questo dato, 61.000. Vuol dire tutto, quindi vuol dire medici o anche comparto, quindi sia infermieri, tecnici, OS, insomma tutto complessivo. Operatori sanitari. Tutti, sia parte medica che parte del comparto, quindi complessiva, sì. Sì. Grazie. Arrivederci. Grazie e buon lavoro a tutti.